L'AICA di Agrigento ringrazia il presidente Schifani per l'attivazione del dissalatore di Porto Empedocle. Intanto numerose le critiche che arrivano al governatore per un'opera costosa, inquinante e di sola propaganda. Importante traguardo raggiunto per i dipendenti comunali di San Biagio Platani che hanno ottenuto un aumento del proprio orario di lavoro a 28 ore settimanali. Commemorato l'agente di polizia Antonino Agostino e la moglie incinta Ida Castelluccio per l'omicidio avvenuto il 5 agosto dell'89 a Carini. Sarà presentato il prossimo 8 agosto a Castrofilippo il libro di poesia di Giorgia Graci, la giovane morta a 30 anni per una grave malattia. Si è svolto a Licata l'11° memorial dedicato a Giuseppe Camilleri organizzato dall'Aido di Licata. Presentata ieri ufficialmente la nuova società sportiva dell'Acragas, il presidente Salvo Laporta, l'allenatore Sebi Catania. La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario della Serie D per il girone I, unica squadra agrigentina presente, la Casum Favara. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TVA Notizie di oggi, martedì 5 agosto. Il presidente del CDA dell'AICA, Danilo Nobile, esprime profonda gratitudine al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, per l'impegno mantenuto per l'anticipo dell'attivazione operativa del dissalatore di Porto Empedocle, un'infrastruttura strategica per fronteggiare la crisi idrica che colpisce il territorio agrigentino. Il presidente Schifani, afferma la presidente Nobile, ha mantenuto la parola data, consegnando in anticipo alla collettività uno strumento fondamentale per la sicurezza idrica del nostro territorio. Oggi il dissalatore è entrato ufficialmente in funzione, l'impianto è stato avviato ed è pienamente operativo sotto il profilo tecnico, tuttavia l'acqua non è ancora stata immessa nella rete, l'immissione potrà avvenire solo dopo la conclusione delle verifiche sanitarie previste dalla normativa vigente. Nella giornata di oggi 4 agosto l'ASP ha effettuato i campionamenti delle acque dissalate. I risultati sono attesi per le prossime 24 ore. Se, come auspichiamo, afferma la Presidente Nobile, i parametri risulteranno conformi agli standard di qualità, l'immissione in rete avverrà immediatamente a partire dal serbatoio di Villa Seta. L'avvio della distribuzione, continua la Presidente dell'AICA Nobile, prevede una portata iniziale di 50 litri al secondo con un progressivo incremento fino a 100 litri al secondo entro metà agosto. Si tratta di un contributo prezioso che permetterà di ridurre i disagi nei quartieri e nei comuni più colpiti. E intanto arrivano le critiche in materia del dissalatore di Porto Empedocle, questa della CGIL. A un anno dalla grande manifestazione sull'emergenza idrica interviene il segretario generale Alfonso Buscemi sul dibattito aperto rispetto al funzionamento del dissalatore quale soluzione all'emergenza idrica. Vediamo come la pensa la CGIL di Agrigento. A un anno dalla grande manifestazione sull'emergenza idrica, il segretario generale della CGIL, Alfonso Buscemi, interviene sul dibattito aperto rispetto al funzionamento del dissalatore quale soluzione all'emergenza idrica. È passato un anno dalla grande manifestazione che ha visto migliaia di cittadini agrigentini scendere in piazza per denunciare la gravissima crisi idrica che affligge buona parte del nostro territorio. In quell'occasione, ricorda il segretario generale della CGIL Buscemi, la richiesta era chiara e concreta: un dissalatore subito, a regime e rifacimento della rete idrica principale di numerosi comuni che ancora oggi continuano a convivere con disservizi inaccettabili. A distanza di 12 mesi leggiamo con stupore dichiarazioni di soddisfazione da parte del presidente del CDA di AICA, ringraziando il presidente Schifani. Di cosa? Non è pagato dalla collettività per fare funzionare la macchina regionale? Dichiarazioni che sembrano scollegate dalla realtà vissuta quotidianamente dai cittadini e dai lavoratori del settore. Viene spontaneo pertanto dire che la montagna ha partorito il topolino, afferma il segretario della CGIL Buscemi, perché la crisi idrica è ancora tutta qua.
Certo, l'entrata a regime del dissalatore è un passo avanti, ma siamo ancora molto lontani dalla normalità e da un'erogazione regolare che garantisca il minimo vitale. Non chiediamo l'acqua corrente 24 ore su 24, ma servizi essenziali, degni di un territorio civile, un piano serio e immediato di intervento sulle reti colabrodo e soprattutto chiarezza su come si intende affrontare la drammatica crisi economico-finanziaria della società AICA. Se non si ha questa consapevolezza e si limita a dare la colpa alle difficoltà climatiche, non si va da nessuna parte. I lavoratori, prosegue il segretario provinciale della CGIL di Agrigento Buscemi, non hanno ancora percepito la mensilità di luglio e sono in ritardo con quella di giugno. È lecito pertanto chiedersi come si intenda dare stabilità e garanzia a un servizio così fondamentale se neppure chi lo gestisce viene messo in condizione di lavorare con serenità. Alla luce di tutto ciò chiediamo al Presidente del CDA di AICA un confronto trasparente e puntuale su come si intenderà risolvere questi problemi strutturali, andando oltre parole di circostanza e le rassicurazioni generiche. Il territorio, conclude Alfonso Buscemi, non può più aspettare, servono risposte serie e tempi certi, i cittadini e i lavoratori meritano rispetto. E altre critiche all'opera arrivano da Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat di Agrigento, affermando Schifani non ha immesso acqua dissalata nelle reti idriche, di sicuro ha immesso propaganda sulla rete internet, il nostro servizio. Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat di Agrigento, interviene oggi a seguito delle affermazioni del presidente della regione. Schifani non ha immesso acqua dissalata nelle reti idriche e di sicuro ha immesso propaganda sulla rete internet. Mentre continua a sfuggire a tutti gli interrogativi che già da diverso tempo la nostra associazione pone in ordine alle modalità individuate dalla Regione e dalla struttura commissariale nazionale per la realizzazione dei dissalatori, in particolare quelli di Porto Empedocle, il presidente Schifani fa ricorso alla propaganda dichiarando l'immissione in rete mai avvenuta di 50 litri al secondo. La smentita, afferma Daniele Gucciardo di Legambiente Agrigento, arriva direttamente dalla presidente dell'AICA che incredibilmente e anticipatamente ringrazia il presidente Schifani per l'acqua che gli agrigentini non hanno ancora ricevuto. Di fronte a una crisi idrica strutturale che presupporrebbe l'adozione di ben altri strumenti rispetto a quelli messi in campo, si stanno esclusivamente realizzando impianti invasivi, inquinanti, enormemente costosi, anche in termini gestionali, che preoccupano non solo le associazioni ambientaliste, ma tutti i cittadini. C'è una proposizione seria, tecnicamente valida, suffragata da studi, ricerche e approfondimenti e tuttavia del tutto inascoltata. Si continua con le tecniche emergenziali, con lo sperpero di fondi pubblici, senza neppure provare ad ascoltare le istanze delle popolazioni interessate, alle quali non solo viene destinata l'acqua o la necessaria attenzione o la necessità serietà, ma solo l'arma subdola della propaganda. Ha disturbato, continua Gucciardo, e non poco, la realizzazione del cosiddetto dissalatore mobile, cioè temporaneo, su un sito destinato alla pubblica fruizione ai fini balneari e turistici. Già in fase progettuale, 5 mesi fa, insieme ad altre associazioni, avevamo avanzato perplessità circa l'impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico di tale impianto industriale che adesso ci appare più che mai destinato a permanere in via definitiva. Qualcuno, afferma Gucciardo, dovrà dare spiegazioni non soltanto per il sito prescelto, ma anche in relazione all'enorme mole di fondi pubblici dissipati per realizzare un impianto che, nella migliore delle ipotesi, immetterà in rete un'irrisoria e costosissima quantità d'acqua, di cui ben oltre il 50% verrà disperso dalle reti fatiscenti, sulle quali si continua a mettere manutenzione e progettualità. Saremo solidari e partecipi alle azioni del locale comitato, ben consci che si sta perpetuando la generale storica inadeguatezza nell'affrontare la crisi idrica agrigentina. Questo quanto dichiarato da Daniele Gucciardo di Legambiente Circolo Rabat di Agrigento.
E sempre in merito al dissalatore interviene oggi il capogruppo del PD all'Asso, onorevole Michele Catanzaro, che afferma: la propaganda non disseta, Schifani esulta, ma la realtà è ben diversa. L'utilizzo dell'acqua dissalata, pur utile, dice il parlamentare del PD Catanzaro, rappresenta solo una pezza temporanea su una crisi strutturale che affonda le radici in anni di incuria e mancanza di visione. Le condotte idriche, ormai fatiscenti, continuano a disperdere oltre il 50% della risorsa disponibile, vanificando ogni sforzo di approvvigionamento e rendendo inefficaci gli interventi più emergenziali. Senza un piano serio di ammodernamento della rete e di manutenzione delle dighe, aggiunge Catanzaro, ogni intervento sarà destinato a fallire. La comunità agrigentina merita risposte concrete e non slogan. La crisi idrica, afferma Catanzaro, non si risolve con annunci a effetti, ma con investimenti, pianificazione e trasparenza. La crisi idrica in provincia di Agrigento è una ferita aperta, curarla richiede coraggio politico, risorse adeguate e una visione strategica che metta al centro il diritto dell'acqua come bene primario e universale. Importante traguardo per i dipendenti del comune di San Biagio Platani, che hanno ottenuto un aumento del proprio orario di lavoro a 28 ore settimanali. Il risultato giunge a circa un anno dall'impegno assunto dal sindaco Salvatore Di Bernardo con le organizzazioni rappresenta il primo passo concreto verso l'obiettivo della piena normalizzazione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali. A darne notizia con grande soddisfazione sono il segretario generale Salvatore Palello e il coordinatore provinciale enti locali Carlos Bonfanti della CISL di Agrigento Caltanissetta Enna. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la collaborazione e confermiamo l'impegno della CISL nel proseguire un percorso di pianificazione sindacale improntato alla concretezza e al benessere dei lavoratori. Continueremo a lavorare con determinazione, affermano i rappresentanti della CISL, per garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei dipendenti comunali fino al raggiungimento delle 36 ore, traguardo fondamentale per la normalizzazione del servizio e la valorizzazione del personale. Ricordato l'omicidio di Antonino Agostino, agente di polizia, e della moglie Ida Castelluccio, nel giorno del suo anniversario avvenuto il 5 agosto del 1989, con una cerimonia che si è svolta proprio a Carini, sul luogo dell'uccisione, il servizio. Ricordato l'omicidio di Antonino Agostino, agente di polizia, e della moglie Ida Castelluccio, nel giorno del suo anniversario avvenuto in data 5 agosto 1989, con una cerimonia svoltasi a Carini alla presenza dell'assessore regionale all'energia Coleanni, che ha affermato: la nostra presenza qui oggi non vuole essere solo un ricordo, ma anche di testimonianza affinché si possa proseguire nella dignitosa ricerca della giustizia e della verità per tutte le vittime della mafia e i loro familiari. L'assessore Coleanni, presente su delega del presidente della regione siciliana Schifani, ha partecipato a Carini, in provincia di Palermo, alla cerimonia per il 36° anniversario dell'omicidio dell'agente scelto della Polizia di Stato Antonino Agostino e della moglie incinta Ida Castelluccio, organizzato dalla Questura di Palermo presso la sede commemorativa sul lungomare Cristoforo Colombo. È doveroso ricordare in modo concreto quest'uomo coraggioso che, insieme alla moglie, prosegue l'assessore regionale Colianni, ha perso la vita per assicurare alla comunità l'affermazione dei diritti e il rispetto delle regole, una ferita ancora aperta, visto che non sono mai stati individuati gli assassini. Un altro importante tributo va alla memoria del padre dell'agente ucciso, Vincenzo Agostino, che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità, costruendo con coraggio un percorso di memoria e di impegno civile. Alla commemorazione la regione siciliana era presente anche con un suo gonfalone. 2 incidenti mortali sono avvenuti ieri a Palermo, coinvolti in circostanze distinte: una donna di 67 anni travolta da un camion e un ragazzo di 20 anni dopo un impatto violento tra l'auto e la moto. Ce ne parlano i colleghi di Palermo.
Due incidenti mortali sono avvenuti ieri a Palermo, in via Messina Marina e davanti all'ospedale Buccheri La Ferla. Ieri mattina una donna, Giuseppa Pieri, 67 anni, di Palermo, è morta dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava la strada. Era appena uscita dall'ospedale, stava attraversando la strada quando il semaforo sarebbe diventato verde per le automobili. Il camion non avrebbe visto la signora, finendo per arrotarla. La donna è morta sul colpo, rimanendo incastrata sotto le ruote del tir. Il conducente del mezzo pesante ha subito allertato i soccorsi. In pochi minuti il traffico in zona è andato in tilt. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale per comprendere le dinamiche dell'incidente. Nel pomeriggio invece un ventenne, Patrick Thomas Nicholson, ha perso la vita in uno scontro violento tra una moto e un'auto lungo viale Regione Siciliana all'altezza del distributore Kuwait di via Emily Bach. Era il giorno del suo compleanno. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 17:30, il giovane è stato sbalzato dalla moto che stava guidando. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava a bordo di una moto Yamaha quando si sarebbe riscontrato con una Fiat Panda. Il giovane avrebbe fatto un volo di alcuni metri, finendo poi sull'asfalto privo di vita. Inutili tentativi di soccorso, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Un agrigentino e due empedoclini sono accusati di aver rubato in più occasioni al supermercato Conad Superstore del centro commerciale Città dei Templi a Villa Seta. Sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato. I tre, tutti lavoratori in negozi dello stesso centro commerciale, nel periodo compreso tra giugno e luglio scorsi, nei momenti di chiusura dell'esercizio commerciale, avrebbero arraffato generi alimentari e altri prodotti, provocando un danno quantificato in oltre 50.000 euro. Ad aiutare i militari dell'Arma le immagini della videosorveglianza interna installate nel centro commerciale, che hanno così consentito l'identificazione degli autori del furto. I genitori di Simona Cinà, la giovane palermitana trovata morta in piscina al termine di una festa, vogliono sapere cosa le è successo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Io ero solo che mia figlia aveva 20 anni, era una brava ragazza, studiava, amava lo sport, la conoscevano tutti la conoscevano. Era solare, non litigava mai con nessuno, buona. Portava sempre a termine i suoi traguardi. Perché? Cosa è successo? Perché è morta in una festa? Perché? Vogliamo sapere solo cosa è successo a mia figlia. Vi prego, cosa è successo? Vogliamo solo chiarezza, cosa è successo alla nostra figlia, perché non è normale che non c'era solo bottiglie d'acqua, la piscina pulita. Siamo stati chiamati, anzi noi abbiamo chiamato alle 4:45, mia moglie ha chiamato perché ancora non ci chiamava nessuno, abbiamo chiamato per caso per sentito tutto ciò. Quindi vogliamo capire l'alcol dove è finito. Questa morte, mia figlia era un pesce, faceva surf, beach volley, era conosciuta nel campo sportivo, dalla mattina alla sera faceva sport, era la sua vita, lo sport. Si curava il corpo, studiava, terzo anno di università. Quindi vogliamo sapere, esigo sapere cosa è successo a mia figlia, questo soltanto. L'abbiamo saputo perché mia madre ha fatto una telefonata alle 4:54. Ha chiamato mia sorella perché era in pensiero, dato che non la sentiva da un po', e ha risposto un'altra persona dicendo che Simona non stava bene di venire, quindi non ci hanno detto niente. Simona probabilmente, cioè quasi sicuramente era già morta. E noi siamo andati in villa e quando siamo arrivati era già morta, quindi noi l'abbiamo saputo perché mia madre ha chiamato, non perché qualcuno ci ha chiamato e ci ha detto che Simona non stava bene. Siamo arrivati, non c'era niente, era tutto pulito, zero alcol in giro, nulla. Una festa con tantissime, quante persone erano? 80 persone, non c'era niente che potesse essere chiamato festa, c'era ancora il DJ set e basta. Sapevamo che c'era la torta, abbiamo trovato anche resti di torta, abbiamo trovato cocktail, abbiamo trovati 3 sopra. E tutti insieme in un angolo ad aspettare che arrivassimo noi. E poi... Sì, nessuno ci ha detto nulla, soltanto che probabilmente aveva avuto un malore, cosa che noi non pensiamo. Comunque c'è qualcosa che non ci torna. Quando siete arrivati c'erano già i carabinieri, le ambulanze? Ambulanza e carabinieri.
Non ci hanno chiamato. Abbiamo scoperto noi che c'era quella situazione, siamo arrivati prima possibile. C'erano tutti là, almeno 4 pattuglie, ambulanza, nessuno che pensava di avvisare la famiglia che... I ragazzi in che condizioni erano quelli presenti? Erano ubriachi? Tutti zitti in un angolo della... Bagnati, Bagnati, tutti zitti. con le tovaglie, nessuno che diceva niente, nessuno che... Tra il confuso e forse l'incredulo non lo capiamo. Alle domande non rispondevano, per un bel po' non hanno risposto. Quanti erano più o meno? Rimasti neanche una ventina. Meno del totale. Ed erano quelli che erano rimasti mentre Simone era ancora viva. Soltanto che non ritroviamo neanche i vestiti di mia sorella. Noi ci siamo ricordati, abbiamo ricostruito che mia sorella era vestita in un determinato modo, l'abbiamo trovata con il costume e i vestiti non li abbiamo trovati. Nessuno ci ha detto niente, abbiamo soltanto trovato le scarpe. Quindi tra l'altro aveva un bracciale al polso a cui teneva particolarmente ed era di mia mamma, che le diceva sempre di conservarlo, di non perderlo mai, e noi l'abbiamo trovato dentro la borsa conservato, quindi Simona non stava male da non capire che doveva conservare la vera cura delle cose. Quindi è impossibile che abbia perso anche i vestiti. Non lo so se li hanno nascosti, ma non lo sappiamo, ma non li troviamo. Se li hanno presi i carabinieri? Non ci hanno detto che avevano lo zaino perché ce l'hanno chiesto e l'hanno preso, quindi ce l'avrebbero chiesto penso anche i vestiti, non lo sappiamo. E giovedì 8 agosto a Castrofilippo verrà presentato il libro di poesie di Giorgia Graci, La giovane morta a 30 anni per una grave malattia, il servizio di Eugenio Cairone con l'intervista alla mamma Caterina Agliata. Morire a 30 anni a causa di una malattia rara, la neurofibromatosi. È doloroso anche doverlo raccontare. Una morte difficile da accettare quando si ha davanti il sogno di un'esistenza fatta di tante cose belle, sogni da realizzare, ma purtroppo sogni spezzati. Così è morta il 27 dicembre dello scorso anno Giorgia Graci di Castrofilippo, giovane artista e appassionata di scrittura, vincitrice di 2 premi letterari. Giorgia volle sensibilizzare l'opinione pubblica parlando della sua malattia e delle battaglie che stava combattendo. Nel messaggio lanciato dalla giovane castrofilippese vi è l'auspicio che in Italia e nel mondo ci fossero più centri specializzati per affrontare la terribile malattia. Giorgia possiamo dire che oggi rinasce attraverso le sue poesie raccolte in un libro che verrà presentato giovedì 7 agosto a Castrofilippo nel corso di una serata a lei dedicata. Sono poesie che racchiudono il tema della sofferenza, ma anche il tema della speranza. Il ricavato del libro, dal titolo Rinascere tra sentimenti e femminilità, verrà devoluto in beneficenza. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la mamma di Giorgia, la signora Caterina Agliata. Giorgia rinasce attraverso le poesie raccolte in un libro che verrà presentato giovedì 7 agosto a Castrofilippo nel corso di una serata dedicata proprio a Giorgia. Sì, Giorgia era mia figlia, una ragazza che purtroppo è venuta a mancare all'età di 30 anni per una malattia genetica rara, la neurofibromatosi di tipo 2. Giorgia all'età di 3 anni ha cominciato ad avere i primi problemi. La malattia è stata diagnosticata molto tempo dopo. Nel corso della sua vita ha avuto più di 18 interventi, ha fatto moltissime terapie sperimentali, però poi alla fine non c'è stato niente da fare. La malattia ha avuto il sopravvento. Giorgia ci ha lasciato tante cose belle, perché Giorgia era una ragazza molto sensibile, una ragazza intelligente e anche se era una ragazza disabile, riusciva a fare tante cose perché ci metteva impegno e non si fermava davanti a nessun ostacolo. Ecco, il messaggio di Giorgia è una testimonianza forte, un modo per sensibilizzare sulla grave malattia, come diceva lei. Qual è il messaggio che lei, signora mamma di Giorgia, si sente di rivolgere dai nostri microfoni?
quello di non arrendersi mai, lottare, perché Giorgia diceva la vita è bella e va vissuta appieno, non fermarsi, perché la vita è piena di ostacoli, è piena di barriere, però con la forza, con la buona volontà, alcune, perché non tutte, si possono superare. Quindi bisogna metterci impegno, fiducia e chiedere aiuto quando c'è bisogno. Allora, parlavamo della presentazione del libro di Giorgia sulle poesie scritte da lei. Ci può raccontare un pochino il contenuto del libro? Allora, partiamo dall'inizio. Perché Giorgia ha scritto questo libro? Durante il periodo della quarantena, quando siamo stati in quarantena tutti per il coronavirus, Giorgia ha pensato bene di scrivere le sue poesie. Lei aveva tanti frammenti sparsi in tanti diari, in tanti libri, allora li ha riuniti in una raccolta. E noi abbiamo trovato un libro già pronto con tutte queste poesie. Le poesie hanno diversi contenuti. In queste poesie si evince la sua sensibilità. Spesso parla dei suoi stati d'animo, delle incomprensioni, parla delle barriere, parla un poco della famiglia anche e delle sue vicissitudini. Parla dell'arte, perché Giorgia amava l'arte. Parla di musica, di canzoni, lei amava Franco Battiato ed è a lui che si rivolge spesso nelle sue poesie. Lei amava Frida Kahlo perché si vedeva in lei, anche lei è stata una grande donna che ha molto sofferto nella sua vita, che però ha trovato grande ricompensa nell'arte, perché lei, Frida, si esprimeva attraverso i suoi quadri e Giorgia si esprimeva attraverso le sue poesie. È pubblicato sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara relativo al quarto lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la strada statale 115 Bivio Borgo Bonsignore e la strada statale 189. Il termine di presentazione delle istanze, comunica il Libero Consorzio, è fissato alle 12 del prossimo 5 settembre. La procedura di gara sarà gestita in modalità telematica ed in versione procedimentale tramite la piattaforma certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Continua l'impegno del Libero Consorzio per migliorare la viabilità interna e quanto affermato il presidente Giuseppe Pendolino, e nei prossimi mesi saranno bandite altre gare per la sistemazione di vari tratti di altre strade provinciali. E si è svolto a Licata l'11° Memorial Giuseppe Camilleri, torneo di beach volley organizzato dall'Aido di Licata. Le interviste. Dopo 2 anni di fermo per il Memorial Giuseppe Camilleri organizzato sempre dall'Aido, siamo qui di nuovo grazie al nuovo presidente Aido Francesco Sottile, che ha voluto fortemente questa organizzazione, quest'anno l'11° Memorial Giuseppe Camilleri. 6 squadre in campo per un torneo di beach volley tra sport e solidarietà. Le squadre partecipano per la vita e il nome della solidarietà, il nome della vita è il del dono più grande. Questo Memorial nasce perché mio padre Giuseppe Camilleri appunto era un insegnante di educazione fisica, appassionato in generale un po' di tutti gli sport, ma in particolare di pallavolo, per cui quando è mancato abbiamo deciso con la mia famiglia e con gli amici di Aido Licata di creare appunto questo Memorial, che ormai è un evento a cui partecipano tantissimi ragazzi ogni anno. Proprio loro voglio ringraziare, perché se il Memorial va a buon fine è proprio per il loro entusiasmo. Sport e Aido, qual è l'abbinamento? Lo sport è vita. Aido promuove quella che è la cultura della donazione degli organi, perché
la cultura della donazione degli organi porta a riflettere su quella che è la possibilità un domani, dando il proprio consenso alla donazione degli organi, di far sì che tante altre persone, al momento in cui noi cessiamo il nostro percorso esistenziale, a ridare vita a 6-7 persone che poi dico sono quelle persone che ormai erano arrivate proprio al limite della sopravvivenza, ricevono un trapianto, continuano a vivere. Oggi abbiamo giocato una bellissima finale, prima la semifinale con la prima partita, e i ragazzi hanno dato veramente tanto in campo. Questa è la 6ª partecipazione a questo memorial, e la cosa importante è ricordare la memoria del professore Giuseppe Cammalleri. Linea alla regia per la pubblicità. Al Piazzale Caos, caffè letterario, si svolgerà il prossimo 8 agosto la commedia La Giara a cura dell'Associazione Culturale Concordia. Ne abbiamo parlato con Pippo Alvaro e Lia Cipolla. Giorno 8 agosto, La Giara al caffè letterario Piazzale Caos. Ne parliamo con 2 protagonisti della commedia. Io sono Pippo Alvaro e sono il direttore artistico, e lei è Lia Cipolla ed è una delle attrici. Quest'anno, rispetto a quella che abbiamo fatto l'anno scorso, cambiamenti ce ne sono pochi, ma il cambiamento principale è che ci sono degli attori diversi e la struttura è rimasta la stessa, ma con delle leggere migliorie. Quindi dopo quello che avete, per chi lo ha visto ovviamente, dopo quello che avete visto l'anno scorso, quest'anno lo spettacolo sarà sicuramente più godibile. Lascio la parola a Lia Cipolla, la quale vi dirà alcune cose essenziali e dopodiché passiamo ai saluti. Venite a vederci giorno 8 agosto al Piazzale Caos, casa di Pirandello, casa natale di Pirandello, alle ore 21. Vi aspettiamo in tanti per assistere ad una Giara completamente rinnovata, diversa, divertente, con attori simpatici. E vi aspettiamo veramente. Ecco, una domanda: ricordiamo la partecipazione del gruppo Valdagragas che arricchirà lo spettacolo. Rispetto all'anno scorso c'è un maggiore coinvolgimento del gruppo, che sono sempre bravi, è inutile che lo leghiamo, sono bravi comunque sempre. Sia Lello che Nino sono 2 ragazzi deliziosi. Un'altra cosa che volevo sottolineare prima di salutarci è che vi aspettiamo. Senti, abbiamo altri appuntamenti con l'occasione, se li ricordiamo. Allora, abbiamo altri appuntamenti sia della Giara che di altri spettacoli, 2 dei quali sono L'altro figlio, giorno 12 di settembre all'Efebo, e La Morsa il 20 di settembre sempre all'Efebo. Momentaneamente non possiamo dare altre date perché stiamo aspettando, ovviamente sapete che in estate è tutto in itinere, quindi... Ricordiamo anche il ruolo di Angelo Cinque? Certo, ci mancherebbe, a prescindere dal fatto che è il presidente della compagnia, è anche il regista ed è Don Lollò. E lo fa in maniera fantastica. Angelo si è dedicato anima e corpo a questo progetto che ha portato felicemente a termine. Un grazie ancora a questa emittente che ci dà sempre la possibilità di dire 4 parole ogni tanto. Grazie ancora. A tutti vi aspettiamo. Situazione dell'Etna e degli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato il territorio siciliano. Questi i temi trattati dal dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, i colleghi di Palermo. Direttore, situazione Etna, spesso in provincia di Catania in modo particolare si sentono forti boati. Qual è in questo momento la situazione? Ma l'Etna fa il suo lavoro, è un vulcano meraviglioso, è attivo, è vivo e vegeto e ogni tanto ha queste esplosioni e episodi anche più gravi, ricordiamo il 2 giugno,
è quello che poteva succedere. E sull'Etna però c'è un sistema di di monitoraggio del DNGV che è uno tra i più avanzati al mondo, molto capillare, c'è un sistema anche di alert system, di allerta precoce, per cui il 2 giugno la protezione civile, cioè il mio dipartimento, ha dato allerta a tutti sulla possibilità di rischio esplosioni, come alle 11 puntualmente è avvenuto. E che dire, qualcuno si è avventurato in cima, in quota, e non doveva farlo, e quindi confidiamo che questi episodi non si ripetano più. Prima cosa, la cautela per la sicurezza dei cittadini da parte delle guide, da parte degli amministratori, da parte di tutti, ma anche dei cittadini, quindi un comportamento responsabile e un vulcano attivo che fa il suo lavoro e deve essere rispettato. E dopo quei giorni di temperature altissime, abbiamo superato i 40 gradi, è avvenuto appunto un abbassamento delle temperature, un vento fresco di origine atlantica. Purtroppo nei prossimi giorni, intorno al 7 e l'8, è previsto un rientro della saccatura africana, caldo, e quindi una maggiore attenzione da parte di tutti, del sistema di protezione civile siciliano, al rischio incendi che hanno colpito pesantemente, che però sono stati, diciamo, alla fine ben controllati, hanno prodotto dei danni, però ricordiamo il forte tributo di vite umane del 2023, ecco, quello non si deve ripetere. È stata una cosa appunto dolorosissima. Quest'anno non ci sono stati questi episodi, dei danni ci sono stati, danni anche notevoli alle riserve naturali. Quest'anno sono state colpite le riserve, un danno forte alla superetà di Scemi, ma anche allo zingaro, a Enna, e speriamo comunque che possiamo appunto godere delle temperature più basse e soprattutto vento contenuto. Ricordiamo che è il vento quello che provoca l'espandersi degli incendi, e ricordiamo anche un'altra cosa, ci tengo a dirlo: gli incendi non hanno cause naturali, ma sono dovuti a delinquenti o malati, quindi piromani incendiari, che appiccano gli incendi e che mettono a repentaglio non solo l'ambiente, la natura, gli animali, il verde, ma soprattutto le persone. Questo è inammissibile. Io auspico quindi un maggiore controllo sociale. Arrivare dopo incendio fatto è un'impresa, diventa impossibile spegnere l'incendio, è un'impresa quasi impossibile. Prevenzione significa anche maggiore controllo sociale, significa pattugliamento, è quello che facciamo con le associazioni di protezione civile sul territorio, quindi un'azione di presenza, ma anche un'azione di segnalazione dei cittadini. Oggi leggevo, ma mi arrivano anche telefonate, segnalazioni di incendi di case, di villette, di tetti provocate dai terreni vicini ori non puliti con le erbacce. Lì a mio avviso bisogna essere rigorosi. I sindaci hanno fatto le ordinanze, bisogna applicarle, bisogna fare in modo che i terreni vengano puliti, che quello si può evitare, no? È inevitabile un attacco doloso di piromani al bosco di Scemi, un vento a favore, ma l'incendio di lotti di terreni in area urbana, in area di ville, di sterpaglie lasciate lì, quello non è più ammissibile. Passiamo allo sport. È ufficialmente partita la stagione sportiva della nuova Akragas. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, la squadra si è ritrovata allo Stadio Seneto per il primo raduno in vista del prossimo campionato di promozione. A prendere la parola è stato il presidente Salvo Laporta, che ha fissato gli obiettivi del nuovo corso e ha presentato il suo nuovo staff tecnico guidato dall'allenatore Sebi Catania, il servizio del collega Carmelo Lentini. Lunedì scorso 4 agosto la squadra si è ritrovata allo Stadio Seneto per il primo raduno in vista del prossimo campionato di promozione, la cui conferma da parte della LND dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il team biancazzurro è stato accolto dai tifosi biancazzurri, che hanno voluto far sentire tutto il proprio affetto con cori, applausi e tanto incoraggiamento. Erano presenti il nuovo tecnico Sebi Catania, affiancato da Dino De Rosa, che avrà la funzione di vice allenatore. Poi ci sarà anche Francesco Nobile e Calogero Trupia, quest'ultimo preparatore dei portieri, Sebastiano Russo, che sarà anche il match analista e preparatore atletico. Presenti anche i componenti dello staff dirigenziale, compreso il direttore generale Giancarlo Rosato, il direttore sportivo Tino Longo, il team manager Maurizio Capraro, il tesoriere Salvatore Falzone.
poi il responsabile agli affari legali Omar Giampaolo Mohamed Ahmed e il medico sociale dottor Salvatore Bottone. Erano presenti anche i 24 calciatori che a partire da questo martedì inizieranno a sudare avviando la preparazione atletica con una serie di sedute giornaliere previste appunto sempre allo Stadio Asseneto e poi ci saranno anche diverse amichevoli in programma. Al nostro microfono il neopatrone biancazzurro Salvatore Laporta. Noi è inutile ci nascondiamo dietro un dito, noi immaginiamo e stiamo costruendo una squadra che deve vincere il campionato. Inutile fare falsa modestia, siamo qui per vincere questo campionato, abbiamo un progetto diciamo ambizioso nei prossimi 5 anni. Penso e credo che Agrigento meriti una squadra di calcio che possa militare in campionati importanti. Io vedo, immagino lo stadio tutto pieno con le fasce biancazzurre dove vede giocare l'Ajax in Serie C. Questa è la mia visione e noi abbiamo un progetto che nei prossimi 5 anni vogliamo centrarlo. Siamo determinati per questo. Lei da buon agrigentino conosce la piazza, ecco, cosa si sente di dire soprattutto ai tifosi? Allora, ai tifosi, ma non solo, a tutta la città, io spero, penso e credo e lavoreremo per questo, per fare rinnamorare la città di questa squadra. Lo stadio è la casa di tutti i cittadini, dove la domenica si viene a festeggiare. Ecco, questo è il nostro auspicio, ma è una della mission, cioè l'obiettivo calcistico, sì, ok, vincere campionato su campionato fino ad approdare alla Serie C, ma la mission vera è quella di fare rinnamorare la città di questa squadra e quindi arriveremo nelle scuole, nelle famiglie, nelle scuole calcio, l'Ajax deve essere amata da tutti. La categoria quando entri in questo stadio non la senti, perché se c'è un progetto come è stato presentato non puoi dire di no e quindi non ho avuto esitazione ad accettare la proposta del Presidente. La società ha dato, diciamo, carta bianca al direttore, ma sempre in sinergia col Presidente e con gli altri. È chiaro che la rosa che abbiamo visto oggi è in ordine, quindi la promozione sta anche stretta. Oggi la situazione è quella che si prospetta è che l'Ajax è in promozione, quindi noi dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo fare parlare il campo perché il calcio è tutta un'altra cosa. Parlare è semplice, parlare di giocatori importanti è anche semplice, prenderli potrebbe diventare semplice, ma poi giocare le partite e vincere sempre diventa tutto difficile. Uno dei risultati che il Presidente si è prefisso è vedere queste tribune piene di tifosi, di sportivi, di famiglie, ma questo dipende anche dalla squadra soprattutto. Soprattutto dipende dalla squadra, soprattutto dipende dal progetto, perché riportare gente in uno stadio così importante, una città che ha subito veramente qualcosa che magari nel calcio fa proprio male, e oggi il nostro intento è quello, a prescindere da cercare di portare il prima possibile la squadra in altre categorie, di riportare anche un po' di serietà, di dignità al progetto che il Presidente ha in mente. E la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la composizione dei nuovi gironi per la nuova stagione calcistica di Serie D. Sono 12 le formazioni siciliane inserite nel gruppo I, un girone interessante, quello composto da squadre provenienti oltre che dall'isola, dalla Calabria e dalla Campania. Ecco la composizione: Atlete Palermo, Castrum Favara, l'unica agrigentina che vi partecipa, Città di Acireale, Città di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Egea Virtus, Paternò, Ragusa San Cataldese, Regina, San Biase, Vibonese, Vico Lamezia, Gelbison Savoia. In attesa del campionato sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della Serie D.
La 25esima edizione partirà il 24 agosto con i preliminari seguiti il 31 dal primo turno finale, l'11 marzo 26 se in gara unica. Nell'ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio e 11 marzo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale OS8 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.